confezionati a mano nel proprio laboratorio artigiano. Ampolle, calici, incensieri, oggettistica da regalo, presepi, crocifissi, abiti per comunioni. Aperto dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 15 alle 19. Buon pomeriggio, bentrovati per l'edizione delle 15 del nostro telegiornale. Anche oggi abbiamo tante notizie in scaletta, ma soprattutto abbiamo il piacere di poter conversare con un ospite che vi presento subito. Si tratta di Carlo Bedolo, benvenuto. Buongiorno. Carlo Bedolo è vicepresidente del Club Veccia Padova, che soprattutto nel capoluogo euganeo vuol dire tantissimo. È un'associazione che conosceremo tra poco molto meglio. Intanto il vicepresidente potrebbe dirci qual è l'occasione che vi ha portato qui da noi. Sì, intanto innanzitutto volevo ringraziare Telechiara che ci dà la possibilità di parlare un po' del nostro club. E l'occasione è quella che domenica 15 novembre presentiamo il trentennale della nostra associazione, quindi 30 anni. 30 anni di vita. Non sono pochi. Non sono pochi, vediamo se riusciamo a condensarli in pochi minuti tra poco. Mi auguro. Allora, tra poco riprenderemo la conversazione, la chiacchierata con Carlo Bedolo, al quale per il momento tolgo la parola, per vedere quali sono state le notizie che sono arrivate in queste ore in redazione. Partiamo dalla situazione del petrolchimico. Soddisfazione è stata espressa oggi dai sindacati veneziani dopo l'intesa raggiunta ieri tra l'ENI e la Vinyls Italia. L'accordo siglato al Ministero dello Sviluppo Economico nel corso della riunione della task force convocata dal ministro Claudio Scajola alla presenza di tutte le parti interessate conferma ed amplia l'intesa già raggiunta lo scorso lunedì, risolvendo le difficoltà legate alla fornitura di materie prime e servizi alle utilities. Secondo il ministro Scajola, il risultato raggiunto costituisce il riferimento fondamentale per la definizione delle intese sindacali necessarie alla riapertura degli impianti. E infatti già nella tarda serata di ieri i commissari della Vinyls hanno stabilito insieme a CGIL, CISL e UIL che dalla prossima settimana i lavoratori potranno iniziare le operazioni necessarie al riavvio degli impianti fermi da mesi. I lavori dureranno all'incirca 30 giorni, dopodiché si potrà passare alla fase della produzione vera e propria, che entro 2 mesi dovrebbe permettere all'azienda di pagare i fornitori, tra cui appunto l'ENI. È un periodo di tempo breve e forse insufficiente, ha avvertito Maurizio Don della Wilcem di Venezia, ma intanto si parte e questo è l'importante. L'invito che arriva dalla Wilcem in ogni caso è di approfittare di questi 3 mesi a disposizione per vagliare le offerte degli acquirenti interessati a rilevare la Vinyls. Sciopero dei metalmeccanici contro l'accordo separato e per la democrazia sindacale oggi a Vicenza in provincia, con iniziative nella zona industriale del capoluogo di provincia e a Schio, Arsiero e Bassano del Grappa. A Vicenza in particolare 400 lavoratori di Valbruna, Campagnolo, Meccalte e BDF sono usciti dalle aziende e hanno manifestato alla rotatoria della zona fiera per dire no all'accordo separato di FIM e Wilm per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro dei metalmeccanici che riguarda 40.000 lavoratori vicentini. Questa sera nel telegiornale avremo modo di vedere invece che cosa è successo a Padova. La Guardia di Finanza di Padova ha compiuto una serie di sequestri di merce pericolosa nei magazzini di alcuni commercianti cinesi. In 2 diverse operazioni condotte dal nucleo di polizia tributaria sono state sequestrate oltre 200.000 cinture sprovviste delle indicazioni sulla loro fabbricazione, provenienza e composizione. La merce illegale, una volta rivenduta, avrebbe potuto fruttare fino a 600.000 euro e nell'ambito della stessa operazione sono state poste sotto sequestro 2 tonnellate di articoli di bigiotteria per un totale di circa 530.000 pezzi. Una volta immessa nel circuito di vendita al dettaglio, la partita di merce sequestrata avrebbe potuto garantire un guadagno di oltre 500.000 euro alla titolare della ditta e anche gli alimentari venduti in alcuni negozi e ristoranti etnici sono entrati nel mirino delle Fiamme Gialle Padovane che in collaborazione con il personale del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione della Sanità Pubblica Veterinaria dell'ULSS 16 hanno sospeso l'attività di vendita di alimenti a 2 ditte padovane di proprietà di altrettanti cittadini cinesi.
È di 4 arresti e 6 denunce a piede libero il bilancio di un'operazione condotta dai carabinieri della compagnia di Bassano del Grappa ad essere sgominata, una banda originaria del napoletano ma da anni residente nel Vicentino, specializzata in colpi ai danni di persone anziane e disabili. I fatti contestati sarebbero venuti tra il luglio del 2007 e lo stesso mese del 2009 nel Triveneto e in Emilia-Romagna. Come ormai consuetudine, anche quest'anno nella sala consigliare di Palazzo Santo Stefano si è tenuta la cerimonia di consegna delle benemerenze sportive, un'importante occasione per premiare gli atleti, ma non solo gli atleti, che hanno contribuito alla promozione dello sport padovano. Ce ne parla Elisabetta Corazza. Alcuni sono commossi, altri sembrano increduli, ma tutti sono gratificati nel ricevere le benemerenze CONI quale riconoscimento all'impegno e alla dedizione nell'attività sportiva. Ad essere premiati dai rappresentanti del CONI e della provincia sono le società, i dirigenti, i tecnici e gli atleti che negli ultimi 2 anni hanno contribuito alla grandezza dello sport padovano, chi grazie agli ottimi risultati ottenuti e chi mettendo in pratica le regole dello sport sano, quali l'impegno, il sacrificio, il rispetto per se stessi e per gli avversari, veri e propri valori di vita. L'elenco dei premiati è lungo ed altrettanto completa è la lista delle discipline in cui queste personalità sportive si sono distinte. Quasi tutte le discipline sono rappresentate. Quest'anno premieremo anche una squadra del calcio a 5 che sono tanti giocatori, anche se non hanno un nome italiano, ma che ovviamente hanno contribuito allo sport padovano. Abbiamo la fortuna nella città di Padova e nel Veneto di avere tutte le federazioni rappresentate, sono ben 47, non manca nessuno. E in mezzo a tanti atleti risulta impossibile non pensare alle prossime Olimpiadi, ancora da decidere il luogo che le ospiterà, ma una speranza è sicuramente comune in tutti. L'Olimpiade di Venezia è un auspicio che noi come ente provincia facciamo assieme a tante altre persone di buona volontà, perché il Veneto è una delle regioni italiane che danno di più allo sport, non solo come finanziamenti ma soprattutto come atleti che fanno sport. Il Veneto è ricco di gente che fa sport. Torniamo alle notizie. Un accordo per tutelare i marchi di qualità e contrastare l'invasione di lame realizzate soprattutto in Estremo Oriente, prive di condizioni di sicurezza e garanzie per i consumatori, è stato sottoscritto dai maggiori produttori italiani di coltelli oggi a Magnago. Tra le richieste vi sono la difesa del marchio, che prevede di sostenere congiuntamente la tutela dell'origine dei prodotti legati alla coltelleria attraverso azioni comuni a livello nazionale ed europeo, e la costituzione di una federazione europea della coltelleria. Si chiede inoltre la modifica del testo unico di pubblica sicurezza per individuare prodotti ai quali non applicare le norme relative alle armi, e si definiscono i prodotti che potranno far parte del comparto della coltelleria, ossia coltelli, cavatappi, forbici, cesoie, attrezzi manuali da raschio, taglio e incisione per il settore medico. Dopo le precipitazioni dei giorni scorsi, che sopra i 1300 metri hanno portato all'accumulo sino a quasi 1 metro di neve, anche nella montagna vicentina la stagione invernale prende il via in questo weekend con alcune settimane di anticipo rispetto alle previsioni. Secondo il bollettino reso noto questa mattina dall'Ufficio Informazioni Turistiche, sull'Altopiano d'Asiago domani e domenica è prevista l'apertura degli impianti di risalita al Verena di Roana, in funzione anche le seggiovie, con tutte le piste agibili per un totale di 20 km. Per quanto riguarda lo sci da fondo, saranno praticabili i centri in località Campomulo di Gaglio e Campolongo di Rozzo, in tutto 65 km di piste battute. Soprattutto in quota la situazione della neve è indicata come ottimale in virtù del freddo registrato nelle ultime notti, con la colonnina del termometro abbondantemente sotto lo zero. Siamo arrivati al momento della chiacchierata con il nostro ospite Carlo Bedolo, vicepresidente del club Vecchia Padova, che è qui con noi perché il club sta per festeggiare un compleanno importante, i suoi primi 30 anni di vita. Abbiamo sentito Bedolo anche in questa edizione del telegiornale alcune notizie che facevano riferimento allo sport, e il club Vecchia Padova con lo sport ha molto a che fare. Intanto le chiederei di ricordare questi festeggiamenti per i 30 anni, quando ci saranno, dove, a che Allora, domenica 15 novembre alla Sala dei Giganti del Liviano ci sarà appunto questa celebrazione. Ci sarà durante la cerimonia si esibiranno degli artisti che hanno fatto un po' la storia del Vecchia Padova, e quindi ci sarà per tutti i soci la consegna di un sigillo
che è stato fatto dal nostro vicepresidente Leonardo Amante a coronamento di questi 30 anni. Insomma. Ma quali sono i soci oggi del club? Beh, siamo circa 300 soci. Tantissimi. Sì, tanti veramente. soci, e poi abbiamo anche un indotto di tanti simpatizzanti, di gente che magari non si iscrive ma ci segue, comunque. Ci sostiene. Possiamo dire che siamo ben voluti. Ecco, Sala dei Giganti del Liviano, uno dei luoghi più rappresentativi anche per quanto riguarda la cultura di Padova. Lei ha parlato di artisti, io ho parlato di sport, quindi c'è un binomio tra sport e cultura. C'è un binomio che nasce 30 anni fa. Voi siete nati con quale obiettivo? Esatto, allora il Club Vecchia Padova è nato come club di soli sportivi, cioè erano un gruppo di amici che si ritrovavano alla domenica allo stadio a Piani per seguire le vicende del Padova, sia in casa che in trasferta. Questo è andato avanti per 4-5 anni. Quindi solo esclusivamente come club calcistico a sostegno proprio della squadra. Poi improvvisamente è successo che il presidente, che poi è attuale adesso, il professor Toninello, è diventato presidente lui. E allora, ha dato una svolta anche in lui con qualche altro socio così ha capito che l'amore della squadra poi era in simbiosi con l'amore della città, per cui si è avvertita la necessità di fare un salto di qualità al club. E quindi non solo sport, non solo le partite di calcio, ma anche cultura, anche perché come adesso, allora c'era il discorso degli ultras, della violenza negli stadi, già 30 anni sì, fa. anche a quel periodo là, per cui noi abbiamo cercato di dare appunto questa svolta culturale. A noi è servito, non so poi se sarà ci volevano servita. altri club Vecchia Padova in giro per tutta l'Italia, forse non credo. Anche perché voi avete fatto delle cose molto, molto intelligenti, per esempio andare in trasferta coniugando la partita con le visite culturali, esatto, per esempio alla città. Questa era una cosa... L'inizio è stato proprio così, cioè prima abbiamo cercato di andare a visitare i luoghi di Padova, quelli più rappresentativi, e quindi siamo andati al BO, all'università, l'orto botanico, abbiamo fatto un concerto, cose così. Poi andavamo in trasferta perché eravamo sempre tifosi del calcio, però in trasferta non si andava solo per vedere la partita, ma si andava a vedere i musei, i monumenti, e da lì è nato un po' tutto quanto il discorso culturale, che poi con le prime manifestazioni... Quando è che avete iniziato? Ecco, cominciamo a parlare delle manifestazioni culturali, perché ce ne sono alcune che sono veramente entrate nella storia della cultura di Padova. Sì, esatto. Prima di tutto abbiamo eletto come nostro teatro naturale il Ghetto, che è un punto rappresentativo delle città, è un posto bellissimo, raccolto, e lì abbiamo cominciato a fare le feste pavane, sono nate le muse in Ghetto, sono nate le feste di autunno in Ghetto, come con la tradizione della polenta erenga, che poi l'abbiamo fatta poi... Il primo di novembre, qui è passato pochi giorni fa. Sì. Non lo ricordiamo il baccalà? Sì, poi i primi di settembre il baccalà, che ormai anche lì saranno 12-13 anni, che lo chef Giovanni viene da Sandrigo con tutta la sua cucina da campo e ci cucina il baccalà, che non è un baccalà normale, è una ricetta storica ecco, qui ancora il recupero delle tradizioni, è una tradizione. Niente è fatto per caso, mai niente da voi. E tra l'altro sono tutte iniziative che sostenete da soli, magari può esserci qualche piccolo contributo ogni tanto, però parte da voi l'idea, parte da voi il sostegno e il finanziamento. Esatto, i finanziamenti pochi. Abbiamo una sede del comune, per fortuna, che anche ringraziamo, ma basta, per il resto ci arrangiamo tutto quanto noi, insomma. Quindi i soci sono promotori anche economicamente della cultura. I soci sono, esatto.
ogni socio paga una quota proprio per sostenere queste nostre io vorrei iniziative. Ricordare a chi ci sta seguendo che il sito che vedete in sovraimpressione, che è www.vecciapadova.org, è il sito dove trovare non solo le informazioni che velocemente stiamo un po' dando in questo spazio del TG, ma anche tantissime altre notizie che riguardano il club, la sua storia, le attività che svolge, attività che vanno da queste rassegne proposte all'interno della città fino a visite culturali, sì, esatto. Ritrovi conviviali, quindi veramente ce n'è per tutti i gusti. Ce n'è per tutti i gusti, cioè volevo sottolineare il fatto che con le manifestazioni che noi abbiamo cominciato a fare hanno cominciato a entrare personaggi di una certa caratura, certo, quindi sono entrati nel Vecchia Padova pittori, scultori, poeti, musicisti, danza, e chi ne ha più, cioè praticamente è un genere unico perché raccoglie un po' tutti quelli che amano la città di Padova e le sue arti e la sua storia. Qual è il segreto che dà forza a questa associazione? Cos'è che vi tiene uniti, che da 30 anni vi dà la spinta per andare avanti? Ecco, allora cioè, la spinta sono due. La prima è che fra di noi c'è una grande amicizia e una grande stima, cioè senza l'amicizia e senza la stima non saremmo durati 30 anni. Non ci sarebbe, questo qui no. Poi in secondo luogo che abbiamo un presidente che è la fine del mondo. Mi piace, è una macchina da guerra, possiamo definirlo così. Sì. Tutti dicono che le voglio troppo bene, ma se lo merita veramente, un presidente di una caratura, di un'abnegazione enorme. Lui tra l'altro è biologo, ha la cattedra all'università, è uno scienziato, ma uno scienziato di valore mondiale, però lui trova il tempo, è un appassionato, riesce a collegare tutte queste cose, riesce a mantenere in vita questo club che veramente io dico sempre, il Vecchia Padova ci ha lietato la vita veramente. E continuerà a farlo perché fra 30 anni ci ritroveremo qui magari io e lei a festeggiare i 60 anni del club. Che Dio ce la mandi buona, sì. Senta, volevo chiederle invece, per chiudere, perché ormai abbiamo pochissimi secondi a disposizione, c'è anche un programma che viene distribuito a tutti i soci del club in cui è possibile trovare tantissime iniziative. Sì, noi ogni anno facciamo un programma delle manifestazioni. Eccolo qui. Questo è il programma dove questo qui è del 2009. Ci sono tutte le iniziative. Io le chiederei di dirci, per esempio, a dicembre che cosa succede, perché c'è un appuntamento culturale di spessore. Esatto, a dicembre abbiamo ad Abano, nella sala comunale del Cursal, abbiamo i Concentus Musicus Patavinus che ci faranno un concerto, perché noi siamo appassionati anche di musica classica, di musica lirica. Abbiamo appena fatto un concerto lirico a Palazzo Zacco, bellissimo, seguitissimo. Una cosa... Tra l'altro lei ha detto Abano, questa è la dimostrazione che il Club Vecchia Padova si apre anche al territorio, non è chiuso rigidamente all'interno della città, che comunque rimane il primo grande amore ovviamente. La città, esatto, come dice lei, la città è il grande amore, però noi facciamo anche iniziative al di fuori della città, siamo stati soprattutto con i nostri pittori. I pittori sono il nostro motore, e siamo stati ai comuni Teolo, Fontaniva, Cittadella, abbiamo fatto diverse iniziative proprio con loro, e poi per esempio siamo stati anche alla comunità italiana di Fiume, dove c'è stato un gemellaggio, siamo stati con il calcio a Piacenza, dove abbiamo fatto un altro gemellaggio con i piacentini, e siamo andati lì con tutti i nostri artisti, tutti in costume. Allora c'era il compianto Quinto Rolma che ha recitato i Ruzzante, sono ricordi... Ecco, giusto per darvi qualche spunto di che cosa significhi Club Vecchia Padova, un luogo in cui ritrovare lo sport per il piacere dello sport, in cui promuovere la cultura, vivere la cultura in tutti i suoi aspetti. In tutti i suoi aspetti, esatto. A me dispiace dover interrompere questa conversazione perché ci sarebbero tantissime cose da dire sul club. Ci pensi che abbiamo 25 album di fotografie, di raccolte, di tutte le cose che avete fatto. Dove
basta immergersi un pochino per rendersi conto di quello che allora che a questo punto ricordatevi www.vecciapadova.org, il sito per sapere tante informazioni in più. Io ringrazio Carlo Bedolo per averci fatto compagnia, un augurio di un felice compleanno per domenica a Liviano, e chi vuole, perché ha lo stesso spirito, entrare nel club ha gli strumenti per poterlo fare. Grazie. Grazie ancora, e per quanto riguarda le informazioni vi ricordo il prossimo appuntamento con TG Nord Est alle 16:30.